questo gruppo nasce come una chat qualche mese fa. Sono circa una trentina, sono appunto persone residenti in via Roma o nelle vie immediatamente limitrofe, ma insomma il focus è proprio via Roma. Io li ho incontrati mercoledì scorso, già la prima volta, alla prima assemblea che hanno fatto, perché appunto nasce come una chat su WhatsApp e poi diventa un'assemblea. Loro chiedono una serie di cose che sono alcune di competenza delle forze dell'ordine, sono della questura della prefettura, e alcune invece che già il comune può prendere in carico. Quelle che il comune prenderà già in carico, insomma, sono il collocamento di alcune telecamere a metà di via Roma o all'incrocio con via Battisti, che sono le zone più critiche dove diciamo c'è la macchinetta delle sigarette, per intenderci, che dove molto spesso iniziano le risse o le tensioni, insomma in quel punto lì, oppure dove ci sono quei macchinari, non so cosa sono, dell'Enel, insomma quelle scatole dell'elettricità su cui appunto si appoggia droga, consumano droga, spacciano, eccetera. Quindi mettere delle telecamere lì, questo lo può fare il comune da subito, aumentare la luminosità dei lampioni, e questa è un'altra cosa di competenza del comune, vedere perché ci sono delle buche nel terreno, nelle aiuole, e questo genera e lì diventano un posto dove viene nascosta la droga. Invece poi chiaramente si rivolgeranno al prefetto per quanto riguarda gli aspetti più di sicurezza, per magari un presidio fisso che loro chiedono a metà di via Roma. No, io sono stupita intanto della faccia tosta. No, scusate, perché vado a parlare con i cittadini e sono uno diciamo, dei possibili, non dei responsabili, però faccio parte di quella maggioranza che questi temi li dovrebbe conoscere a memoria e dovrebbe già aver agito, no? Cioè, voglio dire, vado a parlare con i cittadini per sentirmi dire che lì spacciano, che non c'è luce sufficiente, ma dove siete stati fino adesso?